16 anni dopo la visita nel 1985 del suo predecessore San Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI arrivò a Venezia il 7-8 maggio 2011 per incontrare la Chiesa di Venezia e le diocesi del nord-est, una visita fortemente voluta dall'allora patriarca di Venezia, cardinale Angelo Scola, amico personale di Papa Benedetto, che ospitò anche per la notte nella sua residenza in patriarcato. Papa Benedetto arrivò in gondola a San Marco, poi il giorno successivo al Parco di San Giuliano a Mestre, la grande messa davanti a 200.000 fedeli. Ricorda oggi Roberto Costa, presidente della Fondazione Marcianum. E quando venne in visita pastorale a Venezia fu ospite della fondazione. Le parole che Papa Ratzinger disse quel giorno, un richiamo cioè all'etica, alla dottrina sociale della Chiesa, all'aiuto all'educazione dei giovani, rimangono ancora oggi alla base dei programmi della nostra fondazione. Quindi lo ricordiamo con grande affetto, lo ricordiamo anche pensando a tutto il bene che ha fatto alla Chiesa, la Chiesa veneta, la Chiesa di Venezia, e lo vogliamo ricordare anche perché è stato veramente profetico. Al pranzo Papa Benedetto volle accanto il cardinale Marco Cè, amato patriarca emerito di Venezia. Don Ettore Fornezza ricorda poi alcuni altri aneddoti. Da cardinale l'ho incontrato quando accompagnavo anche Papa Luciani a Roma. Una volta mi ha chiesto, lei di dov'è? Io sono di Venezia, e dov'è che fa servizio? Ho detto a Torcello, sono venuto a Torcello io, ma ho pagato quel biglietto per entrare in Basilica. Ho detto, se ritorna io le restituisco i soldi, così vede ancora meglio Torcello. E da Papa abbiamo portato una gondola e l'abbiamo portata fino a Roma. Quando siamo andati all'udienza dal Papa, ha detto però il Tevere è in secca, ma mi vado a sedere lo stesso in gondola. È andato sulla gondola, si è seduto e tutta la gente lo hanno applaudito perché è stato un po' veneziano seduto in gondola.